Siamo arrivati alla 44esima edizione della mostra mercato Marroni nel Monfenera, un fiore all'occhiello per la nostra comunità, un orgoglio per la nostra comunità, perché c'è gente che opera per un mese per realizzare questa festa e gente del nostro paese che lavorano a vita per mantenere i castagni nel Monfenera e mantenere pulito il nostro territorio. È fondamentale la loro opera non solo dal punto di vista economico, perché il frutto, il marrone del Monfenera è una ricchezza anche per loro, però come comunità noi siamo orgogliosi di loro perché mantengono pulito la nostra montagna, il nostro paese e sono da esempio alle nuove generazioni. L'onorevole Baratto è stata una spina dorsale di questa festa, ha sacrificato tempo, non solo quello, ma ha dato la vita per questa festa e per questo paese. Io posso solo ringraziarlo da parte di tutta la comunità di Pederobba per l'opera che ha fatto e che sta facendo per la nostra comunità. Tornare qui nella sua terra, tra la sua gente, che effetto le fa? Beh, assolutamente un grande effetto, importante assolutamente, perché grazie a loro queste manifestazioni sicuramente fanno grande questo territorio e noi che abbiamo l'onore di rappresentarle a livello centrale credo che dobbiamo rafforzare sicuramente questa gente e questo territorio e queste manifestazioni, perché fanno sì che sicuramente i nostri territori vengano conosciuti anche oltre. È complicato perché allestire una struttura da 2000 metri quadrati con un sacco di eventi cioè una dimensione tale grande come questa è proprio difficile, però ho tanti bravissimi ragazzi, tanti giovani, meno giovani che ci danno una mano e si danno da fare con orgoglio, perché questa non è la festa della Proloco ma la festa dell'intera comunità di Pederobba. Io credo che è giusto rispettare la sicurezza, è giusto rispettare la legge, ma che ci sia anche il buon senso. Perciò chiedo alle istituzioni: dateci una mano non ad evadere la legge, ma dateci una mano a far sì che queste feste non vengano mai a mancare, perché purtroppo è un dato di fatto, tanti hanno rinunciato perché le prescrizioni sono veramente complicate e difficili da poter seguire. È una festa che non coinvolge solo un'associazione, ma coinvolge tantissime delle associazioni del nostro territorio. Una festa che unisce e che garantisce alla nostra comunità di essere sempre unita nei confronti di un obiettivo che è quello della promozione del territorio. Come amministrazione comune, come Comune di Pederobba abbiamo assunto delle posizioni molto forti e stiamo portando avanti un piano di razionalizzazione dei regolamenti interni per quelle che sono le competenze del Comune e vareremo nel prossimo bilancio comunale 2019 un fondo apposito per le associazioni per curare e aiutarle appunto a pagare i professionisti che dovranno curare la messa in sicurezza delle sagre con le nuove normative. Da 44 anni qui a Pederobba a cucinare le castagne. Sì, da 44 anni, anche 2 anni, sì, 2 anni prima di 46 anni, perché ho cominciato prima della Proloco, pensiamo nel comitato, e poi si è formata la Proloco. Era così, era da tempo che non raccoglievano più i marroni, no? Perché lavoravano a cimenti piave. Dopo a un certo momento l'idea del comitato: facciamo la festa del più bel marrone, più grosso marrone. Abbiamo fatto questa festa e nel contempo con lo stirole a mano, no, così abbiamo cominciato a cuocere e la gente si è fermata sempre di più e da qua bisogna continuare. Pian pianino è partita e si è ingrandita fino a questo punto.